Da 6 anni il Consorzio Industriale di Pratosardo a Nuoro vive nell'incertezza. Commissariato dalla giunta regionale guidata da Renato Soru nel lontano 2008, Pratosardo in questi anni ha vissuto un progressivo declino nonostante l'impegno di tanti operatori che si sono trovati a combattere non solo con la crisi economica che non ha fatto sconti a nessuno, ma anche con una burocrazia e con una tassazione che spesso è risultata doppia, come per esempio nel caso della Tarso, applicata dal Comune di Nuoro. Imposte e burocrazia che hanno portato tanti imprenditori a lasciare il campo. Da quasi 300 gli imprenditori presenti sono passati a poco meno della metà, mentre la forza lavoro è scesa da 3.000 dipendenti a circa 600. Da anni gli operatori di Pratosardo chiedono alla politica di intervenire, almeno per risolvere le crisi da essa stessa innescate. Chiedono per esempio la fine del commissariamento e una nuova organizzazione che dia voce in capitolo a chi tutte le mattine apre i capannoni, dà lavoro e crea ricchezza per l'intera comunità. I fari sulla situazione di Pratosardo li ha voluti accendere il movimento alla base, che con la collaborazione di alcuni storici imprenditori ha organizzato un incontro a cui ha preso parte l'assessore regionale all'industria Maria Grazia Piras. I lavori sono stati introdotti da Sebastian Cocco, coordinatore cittadino del movimento, che ha spiegato le ragioni dell'iniziativa, quella di far parlare gli operatori e farli incontrare con i rappresentanti delle istituzioni. Ai lavori ha preso parte Fisio Arbao, consigliere regionale e leader della base, che ha illustrato i provvedimenti inseriti in finanziaria. Poi la parola è passata agli operatori. Graziano Seddone, uno dei pionieri del consorzio, ha ricostruito la storia di Pratosardo dalla sua nascita fino allo sviluppo che ne aveva fatto una delle più efficienti ZIR sarde, fino alla decadenza accelerata dalla fase commissariale, che non dà risposte agli operatori lasciati soli davanti alle difficoltà. Una zona industriale nata grazie agli operatori che hanno deciso di investire e di credere nel suo sviluppo. In questi anni provincia, comune e Camera di Commercio, che pure avrebbero dovuto avere un ruolo, sono spariti, ha sottolineato Graziano Seddone, che ha chiesto all'assessore di dare risposte sul futuro del consorzio. Al dibattito sono intervenuti anche altri imprenditori come Gianpietro Secchi, oppure l'assessore alle attività produttive del comune di Nuoro Francesco Guccini nella sua doppia veste di amministratore e operatore di Pratosardo. Ha portato anche il suo contributo Gianfranco Seddone, direttore dell'APAN. L'assessore Piras ha ascoltato le istanze arrivate dall'Assemblea, presentando quali sono le linee guida che intende adottare per i consorzi. Entro febbraio verrà presentato un provvedimento. I commissari dovranno chiudere le pratiche, quindi i consorzi o passeranno ai consorzi provinciali o faranno capo ai comuni. Basta quindi con 8 ZIR e 8 consorzi provinciali. Una delle strade percorribili, secondo l'assessore Piras, è quella che i comuni inseriscano le zone industriali all'interno del tessuto urbano, trattandole come se fossero dei rioni. Una soluzione che darebbe vantaggi sia al comune che alla stessa zona industriale.